ora in onda Potere al Popolo. Liberi e attenti a quello che succede. Le 11:05, buongiorno, buon mattino, Sammy Varin, Radio Libertà, secondo round della nostra controinformazione con Potere al Popolo. E un occhio, come dicevo, alle agenzie, perché appena battuta dalle agenzie la notizia dalla Svezia: ucciso a colpi di pistola Salwan Momika nel 2023 bruciò il Corano. L'omicidio durante una diretta social. Le immagini del testo in fiamme avevano sollevato diverse proteste in molti paesi islamici, non tanto in Svezia sicuramente, ma a quanto pare non gliel'hanno perdonata. Parallelamente, invece, su Repubblica, striscia rossa, terra dei fuochi, la Corte di Strasburgo condanna l'Italia, mette a rischio la vita degli abitanti. Dove li mettiamo quelli della terra dei fuochi? Col buon mattino rinnovato, è tempo di Qui Parlamento, ma attenzione, entrano molto leggerò i messaggi che sono arrivati durante questa mattina al 340 6709 659 e parleremo degli appuntamenti targati Lega. Qui Parlamento. Oggi siamo nuovamente chiamati a esprimerci sulla prosecuzione degli aiuti all'Ucraina, aiuti che sono essenziali per l'autodifesa di Kiev, che avrebbe altrimenti dovuto capitolare di fronte all'aggressione russa, malgrado il valore e l'abnegazione dei militari ucraini. C'è chi purtroppo ritiene, per quanto possa sembrare assurdo, che la resistenza degli ucraini sia stato un ostacolo alla pace. Ma chi lo sostiene dovrebbe anche spiegare cosa intenda allora per pace. Chi potrebbe mai accettare di essere invaso da un altro Stato senza provare a respingerlo? La Repubblica italiana, lo ricordiamo, è nata proprio dalla resistenza che ha avuto costi umani non certo trascurabili. Può darsi che l'Ucraina, nel momento in cui finalmente ci si siederà al tavolo negoziale, non avrà recuperato tutti i territori che le sono stati sottratti con la forza. È una prospettiva molto concreta, purtroppo. Ma non possiamo affatto concludere che gli ucraini si siano battuti invano. L'Ucraina ha difeso finora con successo la propria sovranità e la propria soggettività internazionale, che Putin invece intendeva negare, arrivando addirittura a definirla un prodotto artificiale del bolscevismo leninista. Non solo l'Ucraina ha resistito, ma l'identità nazionale ucraina si è straordinariamente rafforzata. Tutti vogliamo la pace, anche gli ucraini, ma non una pace qualunque, come pochi giorni fa ha spiegato efficacemente il ministro della difesa Crosetto, bensì una pace giusta, che andrà anche adeguatamente protetta. Noi auspichiamo che le parti inizino presto a dialogare e trattare, anche grazie all'attivo coinvolgimento degli Stati Uniti. Ma fino a quel momento il nostro aiuto non dovrà cessare, perché la guerra continua e ciascuno probabilmente, va detto, si terrà ciò che avrà in mano al momento della cessazione delle ostilità. Ogni giorno si fanno notare i progressi delle forze russe, ma nessuno si chiede quanto anche la Russia le stia pagando questi progressi. Eppure tutti sappiamo che Putin è stato costretto dalle circostanze a comprare armi in Iran e a invitare truppe nordcoreane al fronte. Questi sono chiari indizi che anche a Mosca ci sono difficoltà. Man mano che il prezzo della guerra aumenta, crescano anche le speranze che i due belligeranti vogliano porvi fine. Dobbiamo fare in modo che quando ciò accadrà l'Ucraina abbia in mano le carte migliori possibili. Più lontana da noi correrà la linea del confine di fatto russo-ucraino, più sicura sarà tutta l'Europa, anche l'Italia, ricordiamolo. Mentre confidiamo in una cessazione delle ostilità, appoggiamo la decisione del governo di chiederci oggi il rinnovo fino alla fine dell'anno dell'autorizzazione preventiva, a dare agli ucraini tutto ciò di cui hanno bisogno, naturalmente nei limiti delle nostre possibilità attuali.
Sappiamo che la natura degli attacchi che si abbattano tremendamente ogni giorno sugli ucraini rende particolarmente utile ogni contributo alle capacità difensive antiaeree e antimissilistiche di cui dispone Kiev. È importante continuare a dimostrare che siamo ancora uniti, non ci siamo divisi. Quanto siamo riusciti a fare aiuterà Kiev a mantenere la propria sovranità su una larga parte del proprio territorio. Voteremo quindi a favore. Noi della Lega da sempre guardiamo al presidente Trump, certi che senza abbandonare il popolo ucraino lavorerà incessantemente per la pace. Mi sia infine consentito esprimere anche da quest'Aula della Camera dei Deputati solidarietà al nostro senatore Dreosto, che è stato attaccato dagli hacker russi per aver denunciato un attacco hacker al porto di Trieste. Grazie Presidente. Grazie a lei, onorevole Formentini. Ha chiesto di intervenire l'onorevole. Qui Parlamento.
Bye, Dubai. Signori, questi girano i locali, fanno ballare, fanno divertire la gente. Si chiamano Little Taver, si chiama lui Little Taver, ma è un intero gruppo che fa follie nei locali milanesi e in tutta Italia. Questa sera suoneranno al Cantiere di Corso Garibaldi a Milano. Bye, Dubai. Little Taver ci porta al Segui la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. E vai che abbiamo un po' di tempo per voi quest'oggi. 0292 947222. Sammy Varin apre le linee, chi vuole parlare in diretta e senza filtro può chiamare adesso, ma anche inviare un messaggio WhatsApp al 340 6709 659. C'è qualcuno già in linea? Pronto? Ciao Sammy. Uè, Ciao, sono Antonio da Venezia. come stai Antonio? Meglio diciamo che va meglio, sto combattendo con la salute io e il mio amico qua. Come va? Diciamo noi siamo sempre innamorati di voi un po'. Scusa la Una dichiarazione d'amore ci sta sempre, grazie. Anche noi vi amiamo, Noi vi vogliamo bene. E niente, ho fatto delle critiche un pochettino, perché anche sono andato su in Piemonte, ho fatto il giro di tutte le aziende, scusate se parlo sempre di quello, 300 CV circa in giro, forse noi non siamo più appetibili, abbiamo 60 anni, gli diamo fastidio e abbiamo notato che non si riesce a trovare niente. Allora siamo venuti giù e abbiamo cominciato a spedire CV in giro. Buono. E ci si è rotto un po' le scatole. Allora abbiamo preso e un po' si è andati a portare un po' di viti, che qua in Veneto abbiamo trovato qualcosina di portare viti, perché i farmaci e le bende per le gambe costano. E allora abbiamo preso e così ci siamo detti, siamo andati in faccia, abbiamo detto abbiamo fatto il visto per la Russia e abbiamo spedito 2 CV. Adesso vediamo, stiamo raccogliendo un po' di soldini, speriamo sulla stagione magari che qualche persona dia un po' di lavoro, e allora prendiamo il furgoncino e magari ce ne andiamo su. Proviamo anche di là, Sammy, perché se ti danno un'offerta di lavoro abbiamo tutto. Abbiamo la CQC, abbiamo le patenti, abbiamo tutto, abbiamo l'esperienza, abbiamo tutto, abbiamo il lavoro, abbiamo tutto, però quando va in là sembra quasi che tu gli vuoi chiedere soldi. Non è che voglio chiedere soldi, io mi accontentavo anche di lavorare a 4-5 euro all'ora, non me ne frega niente, basta la sopravvivenza, però neanche quella è un po' una cosa pesante. Quello che mi fa specie, scusa se ti tengo, quello che mi fa specie è che su 500-600 CV inviati e essendo andati a bussare alle porte, uno non ti sia saltato fuori. Sì, ti chiamano, dopo ti dicono ti faremo sapere. Le agenzie lasciamo perdere. E noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo inviato 2 CV all'estero, ci ha risposto tutte e 2. Guarda, se riusciamo a raccogliere i soldi, mi spiace per l'Italia, vi voglio un bene dell'anima a voi e a tutti gli italiani, però noi dobbiamo sopravvivere. Grazie caro, anche noi vi vogliamo bene, un abbraccio a voi quasi sessantenni che cercate lavoro, avete sentito anche semplicemente come braccianti e non si trova, e allora si va a bussare all'estero, e dove? Guarda un po', ti rispondono subito. 0292947222. Qualcuno anche protesta perché parlo troppo di Sanremo. Mi sembra che tutto questo parlare che fa lei di Sanremo non faccia altro che pubblicizzare ancora di più il festival. Io fossi lei chiederei un compenso agli organizzatori. Francesco, mi hai dato l'idea. Aiutate Radio Libertà anche voi organizzatori di Sanremo. Conti, mi senti? 5 euro per aiutare Radio Libertà. No, scherzi a parte, ma le polemiche su certi rapper, trapper, quelle cose lì ci sono,
E noi che abbiamo sempre polemizzato su Sanremo per le schifezze che ci arrivano, per i messaggi che partono da Sanremo, per il fatto che nonostante sia cambiato l'organizzazione, perché non c'è più Amadeus ma c'è Conti, che io stimavo e stimo tuttora, perché comunque ha anche una cultura musicale, vi ricordate il sabato sera con la musica vintage, eccetera, e anche quest'anno non è cambiato niente, chiama tutti quelli che hanno follower e quindi che trascinano un po' del loro popolo, anche se predicano violenza contro le donne, contro la polizia, spacciano droga e tutte queste cose belle. E che cos'è cambiato? Non riesco a trovare la differenza, ma sono sicuro che ci sarà la differenza. Ne sono certo. Intanto questi rapper cattivi porteranno a Sanremo una canzone dolce, romantica, quella di Tony F. Mi dicono, scusate, mi viene da tossire ogni volta che parlo di Tony F. E come contosi, no? Mi viene anche da grattare. Quella di Tony F sarà una bomba di romanticismo, ma anche altri, quell'altro che si travestiva da donna e che si inginocchiava, che si battezzava sul palco, dicono che canterà una canzone che forse vince lui addirittura. Per cui sono pronto, gnam, a rimangiarmi tutte le brutte parole che ho detto verso questi cattivi rapper. Intanto WhatsApp, certo, sono pieno, 3406709 tutti questi soloni che criticano la tua rassegna stampa. Se gli piacciono le notizie serie, le rassegne stampa, quelle serie, hanno un'ampia scelta, continuino pure a far parte del gregge. Tu le notizie le dai, se poi si alzano male facciano qualcosa per dormire meglio. E tutti gli avvelenati che la Meloni... ok, abbiamo capito, grazie per i complimenti e grazie naturalmente per quelli che ci ascoltano e mi ascoltano, al di là di quello che diciamo, che a volte può piacere, può non piacere. Varin riesce a trasformare un tranquillo inizio mattino in un inferno di grida e squiti. Hai trasformato la rassegna stampa in una specie di Jurassic Park. Questa è bellissima, stupenda, me la segno. Mattarella, sintonia con gli italiani, un po' meno con gli altoatesini, ci scrive Dario. E poi un messaggio audio al 34067096659, sveva sul cursore, sentiamo un po' che cosa ha da dire questo qua. Buongiorno, sono Albino, provincia di Torino. Stamattina avrei avuto tantissimi altri argomenti, però prendiamo quello appena ancora adesso ascoltato, sta storia di Napoli, napoletani. I napoletani non sono zozzoni, dai, per la carità, non tutti, almeno come da tutte le parti. Ma certo. Da tutte le parti, perché le porcherie le trovi a Torino, come le trovi a Roma, come le trovi a Milano, le trovi dappertutto. Quindi la società è divisa in fasce. Ci sono gli ignoranti zozzici e ci sono le persone per bene. Purtroppo questa gita bisogna vedere da quale fonte è arrivato l'invito. Guardiamo da quale fonte è arrivato l'invito. Per cui quando tu mi fai un raduno di questo genere, sollecitato da gente che vive su TikTok e su questi maledetti social, non puoi pretendere di avere un insieme di persone che superano quel minimo di livello culturale. In questo caso sono gente che è sotto zero totale, e come quoziente di intelligenza sicuramente sono sotto il 100, quindi forse sono più intelligenti le scimmie di Pavlov che loro, e questo ne è l'esempio. Per cui attenzione, i social, chiedo scusa, a parte Wikipedia, tanto di cappello che io pure finanzio, però per il resto, secondo me, buona parte sarebbero da chiudere o quantomeno togliere via determinate porcate, perché la gente non capisce più niente, si fanno influenzare dal primo deficiente che si sveglia al mattino, ma dai, per cortesia, su. E questi sono gli esempi pratici. Comunque, ripeto, nulla da dire ai napoletani in generale, tanto da dire agli zozzoni, ma questo vale per tutta Italia. Grazie, ciao. Grazie caro. E si ritorna sull'argomento, se volete, anche Sanremo, gli influencer zozzoni, in senso lato, of course. Abbiamo visto la Ferragni da una parte, poverina, non ha fatto niente, gli hanno fatto un magna intorno, magari non se n'è accorta, o forse sì. E Fedez, e Tony F, questi influencer già
quelli che vogliono insegnare ai nostri figli come si vive, e molto spesso anche come si ruba, e noi li invitiamo a Sanremo e noi ascoltiamo quello che dicono, ci invitano tutti a Roccaraso e noi ci andiamo. 30 euro, che cavolo, ci sarei andato anch'io. Chiaro che ne vanno 100, 200, 500, 1000 e non si è attrezzati per ospitare tutta questa gente, che poi qualcuno abbia ironizzato sul fatto che se fossero stati svizzeri probabilmente avrebbero avuto un po' più di attenzione, ma 0292947222. Chi vuole andare in linea? Pronto? Buongiorno. Sì. Ciao, sono Graziano da Gallarate. Ciao. Niente, io ho sentito quella persona che ha chiamato prima, ha proprio ragione. Ecco perché, guarda, ti dico sinceramente, chissà, guarda la tecnologia, però stiamo andando fuori strada, ragazzi. Io vorrei adesso l'intelligenza lì, eccetera, ma io adesso vedo dei bambini, domani se le dico a un bambino, dimmi 1+1, ma prendi in mano il telefonino per fare il conteggio perché non lo sa. Ma ragazzi, io anche certe persone, io te l'ho detto, le persone serie in Italia non possono esistere perché mettono a parte, perché, ripeto, e dopo chiudo perché mi sto arrabbiando, ultimamente siamo diventati un paese di pagliacci. Basta, chiudo così. Grazie, sei stato chiarissimo, ma è vero, le persone serie non hanno spazio perché oggigiorno i follower ci hanno gli altri, o meglio, fanno più spettacolo. E mi viene in mente Enrico Ruggeri, grandissimo cantante e artista che conduce una piccola trasmissione sul canale Rai in seconda serata, un'audience sicuramente importante ma non paragonabile a quello che hanno in primissima serata. È uscito con un album bellissimo, voi l'avete sentito in giro? Assolutamente no. Perché? Perché è fuori dal coro, perché ha detto e dice cose che la community, il pensiero dominante, non approva, almeno per ora. Staremo a vedere. Marina da Caspoggio, il costo del kilowattora è forse la voce meno importante della bolletta, su cui invece gravano altre voci più o meno fisse che possono arrivare ben oltre al 50-60% dell'intero importo. Vero è, chiaro che se riusciamo a risparmiare qualche cosa, ne abbiamo parlato quest'oggi alle 8:45 con l'onorevole Alberto Gusmeroli della Lega, cercate sul podcast la trasmissione perché sono consigli per chi ha una bolletta della corrente troppo alta. C'è una piccola soluzione, ma bisogna darsi da fare entro giugno. Se la scelta con Ursula ci sarà sicuramente solo una disgrazia in più per i popoli, sì, qualcuno in più che è andato con Ursula dopo un certo Di Maio. Con uno Schillaci, compagno di Speranza, è scontato che voglia più OMS, l'inutile carrozzone il cui unico scopo è dare un sacco di soldi al personale, che l'abbiamo sperimentato col Covid per la sanità, crea solo confusione causando danni. Non si costruisce un nuovo carrozzone su simili fondamenta, marce, fuori subito. La Lega, che ha proposto di uscire dall'OMS, ma Schillaci ha detto vedremo. C'è un'altra chiamata, la prendiamo al volo. Pronto? Pronto? Ciao Sammy, sono Mario Varese. Ciao. Ciao. Dunque, si vorrebbe cambiare il mondo, ma come facciamo a insegnare ai ragazzi a stare in riga quando a scuola le danno il diritto di occupare, fare e forcare? Un'altra faccenda politica è li dai ai centri sociali, invece di buttarli fuori, le dai i soldi addirittura per star dentro. Abbiamo un ex capo della polizia che ha detto che l'inseguimento dei carabinieri era sbagliato, il sindaco di Milano che invece di condannare quello che è bisogna verificare. Cioè, questi qui sono aiutati da tutti, non dobbiamo cambiare i ragazzi, dobbiamo cambiare quelli che comandano. È diverso. Sono gli altri, la gentaglia ha bisogno di questi poveri cristi, dei pupazzi comandati. Dobbiamo cambiare chi comanda, non... Perché che esempio le danno questi che dovrebbero essere quelli istruiti, quelli avanti? E allora cosa vogliamo fare?
Ciao Sammy. Grazie caro, li stiamo cambiando pian piano quelli che comandano. Sto per andarmene, ma vi ricordo che questa sera, giovedì 30 gennaio, Foire de Saint-Ours, sì, Sant'Orsola, signori, la grande sagra millenaria in Valle d'Aosta. Vi aspettiamo nella nostra sede di Via dei Tilliers 14 ad Aosta per festeggiare insieme la Via di Sant'Orso. Questa sera, giovedì 30 gennaio, dalle 20 alle 24 ad Aosta, arriva il vice segretario federale Andrea Crippa. Ma un altro evento che voglio ricordarvi prima di andarmene è quello del 1° febbraio. Questo sabato incontro con il ministro Giorgetti a Villa Recalcati di Varese, Piazza Libertà 1, sabato 1° febbraio alle 17, la Lombardia che vorrei, con il ministro Giancarlo Giorgetti. Da Sammy Varin, grazie per il gentile ascolto, grazie a Sveva e Simone in regia. Io torno, è una minaccia, domattina alle 7:30. Avete ascoltato Potere al Popolo.